La quinta dall'Arcoveggio è una prova per cavalli di 4 anni, vincitori da 5 a 15.000 euro nella carriera. Rimangono in 7 dietro le ali dell'autostart, 6 in prima fila e 1 in seconda. All'1 Garden Victory e Francesco Facci, 2 Grumium, Antonio Barbaro, 3 Gordon Robin, Andrea Farolfi, 4 Gorgek Daghi, Giorgio Cassani, 5 FaceTime Cash, Alessandro Gocciadoro, 6 Gigante, Vincenzo Mango. In seconda fila 8 Girlfriend B, Vincenzo Luongo. Start che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio, si ritrae dal 6 Gigante. Partiti. È veloce Gorgek Daghi che prende la testa, al suo esterno FaceTime Cash che va a chiedere strada. Così FaceTime Cash gradualmente sfila a condurre nei confronti di Gorgek Daghi, mentre galoppa Garden Victory. Numero 1 all'esterno c'è Garden Victory, Grumium, squalificato. cerca posto in corda, poi lungo lo steccato Girlfriend B al completamento dei primi 200 metri in 14,9. FaceTime Cash in controllo. Alle sue spalle Gorgek Daghi precede Grumium, quindi Girlfriend B, al largo Gordon Robin, mentre alla retroguardia c'è Gigante. 32 i primi 400 metri di corsa da parte della figlia di FaceTime Bourbon, che Alessandro Gocciadoro ha portato subito al comando e ora può amministrare liberamente il vantaggio ottenuto in fase di partenza. Si viene sotto alle tribune con FaceTime Cash sempre in avanti nei confronti di Gorgek Daghi, poi Grumium a precedere Gordon Robin, Gigante, e in seconda pariglia esterna praticamente in coda Girlfriend B. 1-2,5 per i primi 800 metri di corsa, con FaceTime Cash che continua in vantaggio. Su Gorgek Daghi e all'esterno Gordon Robin che prova ad avvicinarsi alla leader, chilometro in 1:17,8. FaceTime Cash è in vantaggio, Gordon Robin lavora sul passo al suo esterno. Gorgek Daghi rimane secondo alla corda avanti a Grumium, in pariglia Girlfriend B a precedere Gigante a 400 dal palo, una frazione in 14,6 per la retta opposta alle tribune, e FaceTime Cash continua in vantaggio in controllo su Gordon Robin, prova a venire in terza ruota Girlfriend B che scatta in mezzo alla pista, lungo la corda rimane Gorgek Daghi avanti a Grumium, la retta d'arrivo per FaceTime Cash che è in vantaggio, Girlfriend B scatta al largo, di dentro Gorgek Daghi, insiste Girlfriend B su FaceTime Cash che prova la difesa, FaceTime in vantaggio, insiste Girlfriend, FaceTime Cash fino in fondo nei confronti di Girlfriend B e Gorgek Daghi. 2-2,5, 1:16,4. FaceTime Cash, Alessandro Gocciadoro, guida e training per i colori della stall. FaceTime Cash, il percorso di testa della FaceTime Bourbon che si difende dallo scatto finale di Girlfriend B, finisce bene anche Gorgek Daghi di dentro, ma dovrebbe essere Girlfriend B a prendere il secondo, per questo ovviamente si va dal giudice, la vittoria di FaceTime Cash e Alessandro Gocciadoro.